Carissimi amici del canale YouTube Napoli è sempre bella 2, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani del mondo e naturalmente a tutti gli iscritti al canale. Carissimi amici, lo so, non pensate male perché diffondo questa notizia, perché adesso vi dico e vi spiego le ragioni e le motivazioni perché desidero che si diffonda questa notizia. Allora, la notizia che purtroppo una brutta notizia, una notizia che non fa piacere, infatti io vi do questa notizia non assolutamente perché sono contento, assolutamente no, della stessa, ma soltanto ed esclusivamente per far rendere conto a chi ogni giorno discrimina la meravigliosa città di Napoli che certe cose non succedono solo a Napoli, ma succedono dappertutto, in qualsiasi metropoli del mondo. Certo anche a Napoli, ma succedono anche a Torino. Purtroppo, dico purtroppo sottolineato con il pennarello rosso e tra virgolette, il calciatore, ex calciatore della Juventus Marchisio è stato rapinato e ci sono stati attimi di terrore durante la rapina, naturalmente per lo stesso Marchisio, per la moglie e la sua famiglia. La notizia esatta è questa: Marchisio rapinato a Torino, attimi di terrore per il centrocampista e la moglie sorpresi in casa da un comando armato durante la notte. L'ex bandiera della Juventus, 33 anni, la sera di martedì 29 ottobre 2019 è stato sorpreso nel sonno da un comando di 4 persone armate e a volto coperto. L'episodio è avvenuto nella sua villa, nel villaggio I Cavalieri di Vinovo, che come riporta il giornale Torino Today è recintato e vi si accede soltanto con un codice numerico. Qui, dove Marchisio risiede da diversi anni, stava in casa con la moglie Roberta. Sotto minaccia ha dovuto consegnare ai banditi denaro e gioielli che erano custoditi in una cassaforte. L'ammontare non è stato ancora quantificato, ma si dice che ammonta a svariate migliaia di euro. Questo brevemente è il succo della notizia. Quindi, come vedete, a Torino succede quello che succede a Napoli, a Milano, a Venezia, a Firenze, al sud, al nord, al centro, a Roma, dappertutto. Perché purtroppo queste brutte notizie sembra che per la stampa italiana e la televisione italiana sembra che succedono soltanto a Napoli, che solo Napoli sia, come dire, vittima, questa bellissima città, di rapine, delinquenti, omicidi, corruzione, eccetera, eccetera. Quindi ho voluto dare questa notizia, naturalmente che condanno assolutamente perché mi dispiace, anzi sono vicino, diciamo, umanamente, con solidarietà all'ex juventino Marchisio per quello che gli è capitato, perché queste cose fanno letteralmente schifo sempre, a prescindere da chi succede e dove succede. Quindi assolutamente da condannare, assolutamente vicino a Marchisio. Ma io ho voluto darla questa notizia, perché sicuramente non la sentirete nei telegiornali, nelle trasmissioni sportive, non la sentirete per niente questa notizia. Perché? Perché è accaduta a Torino. Vittimismo? Ma quale vittimismo? È una realtà, perché quando succede una cosa a Napoli, anche se uno butta
la spazzatura in un orario non stabilito dal comune, viene fatta un'intera trasmissione, notizia data su per giù da tutti i telegiornali. Quando invece succede quello che succede anche a Napoli, succede altrove, invece silenzio. E allora con il mio piccolo canale, Napoli è sempre bella 2, voglio con questa notizia soltanto dire, vedete, certe cose non succedono solo a Napoli, e se sembra che sia così è solo ed esclusivamente perché si cerca sempre di discriminarla, questa città. Qualcuno si chiede ma perché? Ma perché a questa domanda la risposta datela voi stessi. Io ho la mia idea e qui nel canale ho fatto già e farò sempre ancora tanti video in cui avrò l'occasione di spiegare la mia idea su questo argomento, ma vorrei che foste voi a dare una risposta a questa domanda. Quindi succede anche a Torino che rapinano i calciatori o gli ex calciatori, come nel caso dell'ex juventino Marchisio. Ripeto, lo ripeto perché malgrado io continuo ad essere trasparente e chiaro nei miei commenti, qualcuno mi accusa sempre di cose che non ho mai detto, non penso, non è nel mio DNA e che non stanno nei cieli e in terra. Quindi lo ripeto, anche se l'ho già detto, condanno assolutamente quello che è accaduto a Marchisio, anzi mi dispiace tantissimo, però con il mio piccolo canale ho voluto e voglio diffondere nel mio piccolo questa notizia per fare giustizia, soltanto per far capire a quei razzisti, idioti e imbecilli che accusano Napoli e dipingono Napoli solo per le brutte cose che capitano in qualsiasi città, che queste cose succedono dappertutto, anche a Torino, dove c'è la ricca, potente e blasonata sede della Juventus. Infatti Marchisio ha subito la rapina proprio a Binovo, dove risiede la Juventus. Beh, questo ha poca importanza perché può succedere anche a casa mia, può succedere anche alla Basilica di San Pietro al Vaticano. Purtroppo i delinquenti e questa gente schifosa esiste dappertutto, ma dappertutto e non solo a Napoli. Questo è il significato di questa notizia, questo è il significato e la motivazione di questo mio video. Con questo ho finito. Per il momento è tutto, grazie per la visione, lasciate un commento se vi va sull'accaduto, il vostro pensiero, la vostra opinione, lo potete naturalmente in massima libertà fare tutti, basta che lo fate in modo civile e garbato, altrimenti come sempre il vostro messaggio verrà cancellato e sarete immediatamente bloccati. Ma poi tutti possono dire la loro opinione, anche se diversa dalla mia. Quindi grazie per la visione. Se siete d'accordo con me che certe cose succedono dappertutto e non solo a Napoli, lasciate un like a questo video. Se non siete iscritti al canale Napoli è sempre bella 2 e vi fa piacere, iscrivetevi. Tanto che vi costa? Noi ci risentiamo e rivediamo ai prossimi commenti, al prossimo video. Un abbraccio a tutti e come sempre vi dico, al di là del risultato, sempre e solo Forza Napoli!